buonasera a tutti. Allora, io ritengo che abbiamo una grossa opportunità e anche una grossa responsabilità e dobbiamo sfruttarla fino in fondo, perché saluto il sindaco che è arrivato in questo momento. Sindaco, Diciamo che col sindaco abbiamo lavorato parecchio assieme negli anni scorsi, quando era presidente provinciale della CIA, Confederazione Italiana dei Agricoltori, anche per non confonderla, e abbiamo fatto un buon lavoro. Ritengo che abbiamo risolto diversi problemi, qualcuno no, però è un ragazzo che se la cava bene. Voi poi potrete giudicarlo come sindaco, ma visto che ha fatto 2 mandati, penso che qualcosa di buono abbia fatto anche qua. Ritornando, allora dico che abbiamo un'opportunità importante, dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo, perché come stanno andando le cose a livello nazionale, io parlo di agricoltura, non è che abbiamo tante speranze, perché basta guardare, negli ultimi 3 anni abbiamo cambiato 5 ministri, un unico competente in agricoltura e che ha fatto il suo lavoro, che è l'attuale governatore del Veneto. Gli altri, tutti quanti che vengono da altre estrazioni, non conoscono assolutamente l'agricoltura, ci hanno bloccato in tutto e dappertutto, perché nessun progetto andava avanti, perché ogni ministro deve mettere la sua parola dentro a quell'emendamento, quella cosa che si lavora e si vuole risolvere, e di conseguenza ogni qualche mese si deve ributtare tutto e riprendere da capo. Solo per la classificazione degli agriturismi ci abbiamo messo 4 anni, una cosa allucinante che era già fatta. Comunque dico che a livello nazionale, vedete, l'agricoltura ha solamente dei limiti, ha solamente dei paletti, non si può fare più di questo, non si può fare più di quell'altro, non si può produrre più. Dove abbiamo, specialmente anche nell'agriturismo, non possiamo avere più di tot posti, non possiamo avere più di tot giornate, però le tasse le paghiamo come gli alberghi di strada, pari pari. Io l'anno scorso a Arezzo ho voluto fare un convegno col titolo Agriturismi, gabelle infinite, e ho chiamato Carlo Magni, un luminare dell'Università della Sapienza di Roma, un altro docente dell'Università di Roma e uno della Toscana. Gli ho fatto fare uno studio per capire se veramente facciamo la concorrenza sleale verso queste altre strutture. È venuto fuori che noi subiamo la concorrenza sleale, perché con tutti i limiti che abbiamo non possiamo fare quello che potenzialmente dovremmo fare. Ecco, siamo impediti da tutte le parti. Non ho mai visto nessuna azienda, prendiamo la Fiat, che gli dicono non puoi fare più di 3 macchine al giorno o 50 macchine al giorno. Se la richiesta è per 1000, ne fa 1000, se è per 10 ne fa 10. No, noi non possiamo farlo, perché dobbiamo fermarci e dobbiamo... Ecco, ritornando a quello che stiamo facendo a livello nazionale, è ben poco. Anche con l'ultimo ministro di agricoltura non capisce niente. È inutile, è triste dirlo, però si vanta di qua, di là, su e giù, ma si barcamena dentro. E mi è piaciuto l'altro giorno a Roma l'intervento di Manzato. Il ministro se ne stava andando, però le ha detto porto il aiuto di contadini veneti, perché ci ha dato i contadini nel senso negativo, non nel senso contadino come lavoratore della terra, contadino come ignorante. Ecco, siamo trattati così, oltretutto noi siamo trattati anche da quelli che si lamentano sempre, da quelli che non fanno questo, non fanno l'altro, che evadono. Noi siamo a questo livello, perciò anche qua è ora di finirla e sta a noi adesso dimostrare
che vogliamo cambiare, vogliamo una nazione, una indipendenza che ci spetta di diritto, perché l'avevamo e vorremmo riprendersela. Grazie.